Oggi in questo incontro siamo riusciti a parlare del nostro progetto di campus, denominato Campus della filiera dell'edilizia, dal progettista che quindi pensa, immagina, parla col cliente riguardo i suoi desiderata, quello che serve nella costruzione, a tutti gli altri progettisti di filiera, quindi impiantisti meccanici, progetti elettrici, progetti e strutture, fino ad arrivare alle imprese e non solo, anche poi dopo per tutto quello che riguarda le manutenzioni e le gestioni di questi immobili che tutt'oggi andiamo a costruire, in modo che si trovi una sinergia che faccia forte il mercato dell'edilizia. È stata un'interessantissima occasione di una vetrina nazionale per un progetto pilota che porta competenza, sinergia, conoscenza e soprattutto collaborazione tra tutti gli attori della filiera della casa, che unisce i progettisti, i costruttori, gli architetti, gli ingegneri, i geometri, le istituzioni, l'accademia, l'università. È un comparto che sia più sinergico tra le varie componenti di questo grandissimo comparto, che è poi quello che determina il grande impatto economico su un paese. Quindi rendere efficiente e costruire un collegamento molto più valido tra committenza, che deve essere illuminata e quindi anche competente, e quello che è insomma il mondo degli architetti, degli ingegneri, e in questa unione di vari interlocutori è stato presentato in anteprima, per una mostra che verrà realizzata, una carrellata sul tema del ponte. La costruzione di ponti è un'opera così importante che Numa Pompilio, re di Roma, nominava i Pontifex del regno, tra cui il Pontifex Maximus, che li governava tutti quanti, ed era la carica più importante del regno dopo quella del re. Perché se non fai i ponti, non fai neanche le strade. Quando si costruisce, bisogna pensare che non è un'opera d'arte astratta, perché dentro ci vivono gli uomini, che sono ancora elementi concreti e non astratti. Ponte come oggetto architettonico di grande interesse, sia nel passato con i nomi da Palladio a Michelangelo eccetera, agli architetti attuali contemporanei, che lo vedono come un elemento di grandissimo interesse e di commistione di funzioni, ma anche simbolico, appunto, che la capacità in un periodo di globalizzazione di creare dei dialoghi che rendono il mondo dell'architettura un mondo che è capace di rendere felici.